No, I'm not a writer. Adesso mi sto attaccando la cordicella allo specchio con la colla, magari guarda non mi tengo la GoPro accesa e dopo viene fuori il bordo, dopo vedi, figata. Boh, aspettiamo che si asciughi. Guarda, sembra bene cazzo, molto bene. Adesso gli ho messo lo scotch perché ho usato il Bostik è super chiaro, quello che ho usato per attaccare gli specchi, no? Anche perché sono pesantini questi, sono 3 mm. E già che c'eravamo, guarda, ho fatto anche qua, mi avanzava, bello quello della cucina, perfetto. Così adesso vabbè c'è ancora il nastro adesivo, ci vuole un 3 ore perché si asciughi, no? È buono cazzo, molto buono, molto molto buono. E dopo sta famosa carta da cambiare cazzo, non ho mai voglia di farlo, porca miseria. Eccoci! Guarda, beh il bagno è sempre ancora da rifare. Aspetta che qua lavorando c'è anche sporcato water, dovrò dargli l'ennesima riverniciata, ogni volta si fa lavori è da riverniciare. Comunque il coso qua adesso è ancora tutto a pulire perché è appena stato trapanato, montato eccetera. Il portasapone finalmente l'ho trovato, tutto della fiamma, i due portacazzi là e il portasciugamano, fantastico, bellissimo, sono stracontento. E ho il problema che hanno molti camperisti, se ci posso già mettere i miei straffanti, delle acque grigie, cioè l'acqua del lavandino qui e della doccia che si stagna e puzza come il male, porca miseria. C'è un prodotto apposta da metterci, questo però boh, sto studiando se si può metterci qualcos'altro che non sia i soliti mega prodotti chimici tipo questi che sto mettendo io adesso, ecco. Bello cazzo, finalmente na 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 na. Il collatorio anche va fuori. Ops, ho rotto qualcosa quasi. No, non ho rotto un cazzo, però no, il collatorio là abbiamo capito che è meglio meno. Probabilmente è meglio mettere la roba leggera, quindi neanche questo pesa tanto. L'olio di mandorle per fare i massaggi alle ciccette e buono dai, va bene così. Qua mi inventerò di mettergli altra roba. Il sapone invece finalmente sì, ti faccio vedere tutti i miei cazzi mazzi. Allora qua c'è il cotton fioc con le pinzette forbicetta, la meta, spazzolino di riserva, filo interdentale, ecco questo metto là. Il sapone finalmente, filo interdentale, vai là. E il sapone adesso mi va nel portasapone come tutti i bravi saponi normali e questo lo laviamo. Fantastico, figata cazzo. Poi alla volta sta dando un gioiellino, veramente, sono stracontento. Ah, buongiorno Italia, buongiorno Maria. Oh, si vede bene alla finestrella, quella lì fuori, perché quando me l'hanno ordinata mi ha detto c'era originale solo marrone o grigia. Io me l'ho preoccupato, ho detto cazzo non vedo niente, cioè io voglio la finestra per guardarmi il panorama quando mi sveglio, no? E invece no, hanno fatto le robe tattiche, no? Tipo gli occhiali dei vecchi. Che fuori sono scuri e da dentro vedi bene, vedi chiaro, quasi reale, leggermente più scuro. Buona cosa. Oggi prima cosa da fare è svegliarsi. Il caffè l'ho già preso, però deve ancora entrare in circolo. Come diceva Ligabue, metti in circolo il tuo amore, io metti in circolo il tuo caffè, però non si è ancora messo in circolo. Dopodiché mi tocca andare a lavorare la mattina e dopo aver lavorato io prendo e vado direttamente dal falegname. L'unica complicazione di oggi è il fatto di prendere le pappe a cane pericoloso, perché col falegname devo trovarmi all'1:30. Il negozio che ha le cose del cane pericoloso apre alle 3, ma non so che ora chiude, quindi non so che ora finisco con il falegname, no? Speriamo. Un povero cane mi digiuna. Ho ricevuto qualche critica sul video dei Caramba, piuttosto magari su altri pensieri che io posso fare. Tieni conto che se stai seguendo questo canale stai seguendo la mia soggettività, la mia vita che è nata dai miei contesti sociali che ho avuto, dalle mie esperienze, da tutto ciò che ci va dietro. Chiaro che
contrasterà con quella di tante altre persone, combacerà con quella di altrettante tante. È un po' la solita storia, no? Un po' come le religioni. Alla fine Tizio vota è convinto che esista il dio blu, l'altro il dio verde, l'altro il dio giallo, ognuno crede di essere nella propria ragione e nascono le baruffe, capisci? Quindi niente, io ti racconto il mio dio colorato, che è la mia vita e basta. Tutto qui. Non c'è nulla da approvare, non c'è nulla da criticare. Ecco, io adesso ho il problema che hanno tanti camperisti, il fatto delle acque grigie, sarebbero le acque del rubinetto della doccia, il rubinetto della cucina, il rubinetto del bagno. Cosa succede? Con il caldo, verso il caldo pomeriggio, l'acqua dentro, o comunque anche i rimasugli dell'acqua, anche se la svuoti, no? Diciamo stagna e sa da un odore veramente sgradevole. Questo stranamente solo nel tardo pomeriggio, cioè ha proprio il suo orario, inizia a puzzare, non so, dalle 6 del pomeriggio, finisce di puzzare alle 9 di sera, ecco, dura quelle 3 orette là. E ci sono i prodotti appositi, io mi sono già informato quando sono andato a fare quegli ultimi 2 lavoretti qua del camper, però volevo capire se c'è un qualcosina di un po' più naturale e soprattutto anche di un po' più economico da mettere. Io so che ci andava il bicarbonato, ma il bicarbonato credo che sia per le acque bianche, ossia l'acqua pulita ancora da utilizzare. Per rimuovere la puzza di Fresh-King, sinceramente non lo so. Stavo pensando, così fra me e me sicuramente sarà sbagliato, di buttare dell'aceto giù per i lavandini. Non lo so. Boh, tu come fai? Tu che camper, tu. Picci per la GoPro ovunque, l'ho tappezzato di picci per attaccare la GoPro. Bello, cazzo, anche fuori, paraurti, nel coso, anche vicino alla maniglia l'ho messo, no? Che così quando magari c'è un bel panorama, invece sta là con la telecamerina così, la metti lì, nella serratura, no? Fuori, nel lato guida. E la incastri lì, lei sta lì, no? Ti volevo far vedere lo specchio adesso, occhio cosa ho fatto. Cioè, guarda com'è venuto, adesso che c'è luce si vede bene, guarda che figata. Allora, gli specchi, sai, me li sono fatti fare su misura. Io ho insistito per il 2 mm, loro mi hanno fatto il 3, se non il 4 addirittura, adesso non mi ricordo, probabilmente aveva quello da vendere, ha insistito, ha detto te lo faccio allo stesso prezzo e vabbè. Questo è specchio proprio il più chiaro possibile, cioè specchia reale, non è oscurato. La corda l'ho presa su un negozio di tessuti dove ho preso le tende che devi ancora vedere perché devo ancora prendere le misure per farle con mia nonna. In più ho detto, vedi che lo facciamo anche qua, è avanzata della corda perché ho preso tutto abbondante, sia la corda che le tende, e guarda, e l'ho riutilizzata qua, perfetta. Qua ci ho sbavato col Bostik e devo adesso informarmi cosa ci vuole per togliere il Bostik lì. Non so se basta l'acqua ragia, che dopo non mi rovini anche lo specchio, hai capito? Per quello ho detto devo informarmi. E poi, questo è il famoso stabilizzatore che tanto avevo rotto le balle, il Fisu, Fegi, Isole Figi, che cacchio si chiama. E qua ci attacchi la GoPro e lui te la tiene sempre in bolla, è una figata. E adesso hai visto gli ultimi video come sono venuti, no? È una strafigata. In bici devo ancora capirlo bene, perché in bici con le buchette o col terreno disestato, tac, mi cade. Probabilmente c'è un tipo di angolazione, cioè con certe angolazioni diciamo il peso scarica di più, con altre meno, quindi vabbè, devo studiarmelo un attimo con calma. E la finestrella nuova, eccola là. Adesso vabbè ha un po' spazza, ma un po' di papoli anche perché è stata montata, non è stata pulita, quindi ci passerà un po' con lo straccio dell'ammoniaca. E ogni volta che si fanno lavori in generale qua mi si sporca il camper e io comunque in dotazione c'era anche il braccetto funzionante, io avevo il braccetto rotto, non stava aperta, no? Quindi sono quasi più contento del braccetto che della finestra. E qui c'è l'interno della serratura, te l'avevo fatta vedere, no? Boh, forse, te la farò vedere dopo. Ma dove? Casa mia? Ah, casa tua? Sì. E dove deve essere la trovarmi con lui? Ecco. La luna là. Posso mettermi già la roba, perfetto. Sa tu cosa? Questa rocca qua dopo se me l'hanno tagliata, mi mette sotto il culo perché ho anche là una differenza, perché ho prolungato, capito? La tessita sempre sotto il culo. Ma sì, Bastiano. O qualcosa è più leggero? Guarda, lui. Lui, Guarda. che bello leggero sto qua. Guarda quel che te Ah, ma è roba che non si vede, però sotto il culo, sotto il busino. Sì, sì, sì.
mi basta su che sia il più leggero possibile, perché fa sempre che non scherza, ma quando trovo qui in montagna in Slovenia così, col gambe, la tua No, no. Come ha detto Omero, sta a fame più leggero possibile. Sì, sì. Che discorsi? Che le mie 9 polette il cancaretto qua. Eccola. E beh. Tocca a volta qua. Per dentro. E tocca il muro l'hangar. Perfetto, allora. Perfetto. Perfetto? Sì. Aspetta, come colore? Ma pare che le più belle qua, sa tu? Puoi ingirarlo? No, adesso avanti. Ah, io. ecco, va bene. No, perché dopo là va contro, Sì, proprio sì, dei sì. cuscini. Va bene, va bene. Là è sul dritto, questo qua non ti puoi piggire, lo lascio verso. E metti evidente per dentro, tanto vai i cuscini dopo. Ma qua resta i busine con E allora metti qua? E su è prima, tanto non le spes compagno, sì? Sì, sì, le spes compagno, metti su è prima. Vai, che mi ho fermo. Come? Perfetto. Con caso, massa curta. Fai infatti puito. Guarda se viene fuori la puntina. Va bene qua? No, Dammi qua. No, fermo. no, Sì, sì, lo scusa. Va fuori 2 mm e mezzo. 2 mm e mezzo. Mm. Che cane, no, no il 25, o il 30. Ma quello è prima, scusa. No, non arriva. Ma se prima arriva. No, parea che Ah, perché era impiantata là, hm. era pusare, ma era cade che Era per bellezza, per far peso. Buon buon. Da quelle le 20, da quelle 30. E capo mi scusa il culo, dove più? No, fai così, ti attendo. Ah, sì. Quante robe si impara qua, eh? Perfetto, perfetto. Ma a me non metterai niente, mi metterai un fiale stucco, mi Va piace. bene, metti il festo. Ho capito, se no fa brutto vedere. Va bene. E qua sotto, sì però? Dove? Sta qua. Avuto che metti? No, fammi sentire. Ma tanto te puse se lì. Aspetta che metti in qua, tipo. Fai così, guarda, Come scusa. un non ti metti No, non ti funziona, no. E se lei a smontare la scrivania. E pascaetta e ora cosa mi dici? Cosa mi conti? Bisogna essere, dopo che ne parliamo. Buon dai. Dopo che ne parliamo. Per fate almeno non ho nessun problema. Ma bisogna. E allora. Questo se lo ripiegare in qualche modo. Vabbè, che vieni via diretto. Che altro che fate spazio a te. Non so verso l'alto come fai. Che va a piegare in qualche modo sta roba. Che io non l'ho mai. Io uso per sbassarlo e farlo diventare letta, tu capisci? Vabbè, va sempre così, smontiamo qua diretti, Va dai. bene, dai, tu tieni duro. Che non? O no? Ecco. E questo ma. Veloce. Perfetto. Poi sta qua butta via, ste ulti. No, che cosa. O se te butta via ti che stai. Ah, butta qua non hai problemi per quello. Stai robe qua buttare. E allora fammi vedere. Mi comune a questo dove c'è a posto. Eh sì. Quel centrale cosa serve? Forse che ne hanno uno centrale? Questo? No, che altro? Questo è lì per Ah, i gazzetti. lì per andare sul Sì, tap, sì. Cos'è per trovare il centro. Guarda che tecnologie. Poca volta mi hai fatto nuovo qua. Mio caro. Aspetta, non ti vai addosso che mi tocca pagarte nuovo. Dio caro, una roba ti tese. Eccola. Adesso sto qua lo butto gli do tocchi e andiamo da qualche parte. Aspetta che guardi. Ma Yuri, Oh, aspetta che guardi. Io caro vaffanculo. Ah, ho capito. Va bene, va bene, va bene, va bene. E va là.
Boh, guarda che spazio che ho là. Io vado. Figa, tutta la roba per terra. E questo è il varco. E tu quelli sei dopo, vedi? Da farsi da qua. Ma una roba straleggera, perché questo dopo, vedi, qua ti tira fuori e ti fa prolunga. Ma tu capisci? Però con le cosate si dentro il culo sta roba qua. Ah, ho capito. Quindi basta proprio una cazzadina a Va pusare bene, dopo. con doccioletti. Va bene, no, io sì, Questa no, resta mobile. E che sì, altra? Sì, va bene. Però- Va bene. Non c'è una coppa. E ora aspetta che tiri su. Oh. Pusem qua intanto. Vedi tu, guarda, gira. Dimmi. Da drio qua, Dico basta su quello. da drio qua, guarda. Io ho messo una vega di ferro. Per tenere quello. Cosa quello? Il tocchetto perché sennò è salta via. Perfetto, Hai capito? perfetto, sì. Come dopo qua sotto la trapanare non salata. In qualche modo. Hai capito? E ora perché più che ti sbusa, più lui si indebolisce. Devo aggiornare sti cacchi di video, buongiù, buongiù. Allora, guarda che novità, guarda. Oh, ciao, sono la nuova scrivania, te la presento meglio domani con il sole. Perché adesso devo andare a prendermi la pizza, cavolo. Ho già messo la bici pericolosa lì. Eccola lì. E oggi si abita in riva al mare.